Riforestiamo Online. È una campagna che è stata promossa l'anno scorso da European Green Party di Venezia sull'importanza che rappresentano i boschi di pianura. Ricordo che su change.org raccogliamo ancora le firme dove chiediamo di decuplicare la superficie dei boschi di pianura entro il 2030 nel nostro territorio, secondo gli obiettivi stabiliti dalla Carta di Sandrigo, e rifinanziare con adeguate risorse la legge regionale 13 del 2003, norme per la realizzazione di boschi della pianura veneta, che da troppi anni ormai non viene più sostenuta. Oggi a parlare con noi della sua più che trentennale esperienza di boschi di pianura e a fare il punto della situazione qui in Veneto c'è Giustino Mezzalira, che ringraziamo di aver accettato l'invito. Giustino Mezzalira si è laureato in Scienze Forestali all'Università di Padova nel 1982, vanta oltre 30 anni di attività professionale sia come funzionario pubblico che come libero professionista. La sua attività professionale ha riguardato principalmente i temi delle ricerche faunistiche, delle attività forestali nelle aziende agricole e dell'utilizzo delle biomasse a fini energetici. Dal 2008 è direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali di Veneto Agricoltura. E ricordo che Veneto Agricoltura è un ente della Regione Veneto che svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Grazie appunto allora di essere con noi direttore. E a voi? Le lascio la parola per il suo intervento che sicuramente sarà interessante. Grazie e complimenti per quello che state facendo, per questa serie dedicata al ritorno dei boschi nella nostra pianura, per anche l'impegno che avete dato con la campagna Riforestiamo, per questi obiettivi ambiziosi che avete dato, perché decuplicare qualcosa nel giro di pochi anni sappiamo che non è facile, anche se ci sono motivazioni serissime per poterlo fare. Ecco, la mia introduzione, quindi se volete cominciamo a vedere magari brevemente delle slide, questo è il tema che mi accompagnerà, ribadire un pochino quello che è stato un percorso che abbiamo fatto come Veneto, come Veneti, soprattutto come cittadini di questa regione, perché vedremo che piantare boschi è un qualcosa che viene dal basso, che viene dal cuore, dalla parte più intima di noi, che abbiamo detto a un certo punto, abbiamo cominciato a urlarlo, dove sono i nostri boschi, dove sono finiti, dove è finita quell'Amazzonia che si sono trovate davanti le legioni romane quando sono arrivate qui da noi 2000 anni fa. Possibile che non ne sia restato nulla, lo 0,001% alla fine dello scorso millennio. Ecco. Ed è proprio da questa forza che è venuta dal basso, dal profondo della nostra popolazione, che oggi possiamo raccontare una storia che tutto sommato è una storia di successo. Ecco, quindi io passerò rapidamente in rassegna quello che è successo. Ecco, questa è un'immagine a cui sono molto legato, perché dovete pensare che questa che vedete è il primo bosco di pianura che è rinato nel Veneto, e poi dopo questa rapida carrellata vedremo le motivazioni forti che stanno alla base delle nostre popolazioni nel chiedere, quasi nel pretendere, che tornino i boschi attorno a noi, vicino a casa nostra, fuori dove possiamo andare a piedi, in bicicletta, non dover prendere un'automobile per trovare il primo bosco in montagna o andare addirittura all'estero per vedere certe cose. Ecco. E alla fine vedremo brevemente gli strumenti che abbiamo a disposizione, tra cui giustamente Valentina ha ricordato la legge 13, è ugualmente una legge che è nata dal basso, poi c'è stato un legislatore che ha colto un testo, ma alla fine è una legge che è venuta, come si dice oggi, abusando di questo termine, dal popolo, insomma, ecco. E che giustamente lei ha osservato per tanti anni era stata senza finanziamento, però c'è una buona notizia, perché proprio in questi giorni in Consiglio regionale sta per andare l'approvazione di un rifinanziamento di questa legge e l'attivazione dei processi. Quindi penso anche grazie a voi qualcosa si sta muovendo. Ci piace allora, crederlo. Ecco. Dopo vi dico con più calma. Comunque, quello che vedete è il primo pezzettino di bosco, di pianura. Siamo
in comune di Villaverla, alta pianura vicentina, a cavallo della fascia delle risorgive, e quel territorio che vedete sono i terreni dove l'acquedotto di Padova capta l'acqua, che poi con un acquedotto di circa 40 km manda a Padova, e fortunati i padovani bevono un'ottima acqua di risorgiva. Cosa poteva meglio proteggere i suoli dove si estraeva dell'acqua rispetto a un bosco? Ecco, è una delle tante funzioni che i boschi sanno fare meglio di qualsiasi altra forma di uso del suolo. E è interessante notare che quello che è iniziato alla fine degli anni '80 lì a Villaverla è il terzo ciclo di ricostruzione dei boschi. Cioè i nostri boschi negli ultimi 2000 anni hanno avuto varie fasi di distruzione e di ricolonizzazione. Sono arrivati i romani, hanno centuriato, hanno tagliato tutto, poi alla fine dell'impero l'arrivo di quelle genti che oggi chiamiamo storicamente i barbari hanno annientato il mondo romano, hanno relegato le persone nelle città, barricate, la terra è diventata ostile e il bosco si è ripreso il suo spazio. Poi, a partire dal XII secolo, c'è un ritorno, c'è una fase di ricolonizzazione progressiva, questa volta invece delle nostre attività, e il bosco torna a ridursi, fino a che Venezia, nel XV secolo, decide manu militari di imporre al territorio di pianura che vengano ripiantati boschi di querce, perché con il legno di quercia, soprattutto della farnia, si faceva lo scafo delle navi. E quindi Venezia, sia quando aveva il libro aperto che quando aveva il libro chiuso, quando era in guerra o quando era in pace, aveva bisogno di legno di querce e lo voleva dal suo territorio, perché questa era una sicurezza strategica. Poi, finita Venezia, abbiamo distrutto tutto di nuovo. Alla fine del Settecento molti di questi boschi imposti alle popolazioni locali sono stati rasi al suolo. Pensiamo al Montello con la riforma Bartolini del 1899, dove la furia si scatena e viene tagliata tutta la selva di querce del Montello. E adesso, dopo 200 anni da quella furia, un po' alla volta, albero per albero, stiamo facendo rinascere i nuclei di questi boschi. Prossima slide. Ecco, qui ci sono alcune tappe che poi, se lascerete queste slide, magari qualcuno si leggerà con più calma, dove si ripercorre quello che è successo sostanzialmente negli ultimi 30 anni. 88, eccolo là, il primo boschetto, 10 ettari a Villaverla, poi prima ondata, 94-2000, grazie al regolamento CE 2080 del 92, circa 300 ettari di nuovi boschi, quasi tutti nel Veneto orientale, quindi nella parte della provincia di Venezia, tra San Donà di Piave e Portogruaro. E alla fine di quel ciclo un primo documento programmatico, la carta di Rosà, con la prima visione strategica di cosa vogliamo per il futuro. Da quella carta, scritta da cittadini, è nata nel 2003 la legge regionale 13-2003, norme per il rimpianto dei boschi nella pianura veneta, che per 7 anni ha distribuito una bella cifra, perché alla fine erano stati stanziati 5 milioni di euro, non sono stati spesi tutti, ma siamo riusciti a fare circa altri 250 ettari. Quindi primo ciclo con i fondi europei del regolamento 2080, secondo ciclo con i fondi regionali della legge 13. E con questo abbiamo già decuplicato quello che era restato. Alla fine degli anni '80, quando abbiamo piantato il primo ettaro a Villaverla, erano 50 ettari di boschi di pianura, in un territorio di quasi 1 milione di ettari, quindi lo 0,000 qualcosa. Ecco, non c'era più nulla, era restato qualche lacerto, qualche brandello di qua e di là. In circa 20 anni, come vedete, abbiamo ricostruito una parte piccola ma significativa e abbiamo decuplicato praticamente quello che è successo. Prossima slide. Ecco, e nel fare questo la cosa interessante è che abbiamo imparato molte cose. Abbiamo imparato a progettare, abbiamo imparato a realizzare e abbiamo imparato a dare valore. Questa immagine è l'immagine di uno dei tratti nascenti del Bosco di Mestre, che è la più grande realizzazione che finora sia stata fatta. Fatta fra l'altro in piccola parte, perché poi il Bosco di Mestre aveva l'obiettivo sostanzialmente di decuplicare e di arrivare a oltre 1000 ettari, ne abbiamo fatti poco più di 200, quindi c'è ancora molto da fare, però complessivamente è uno degli interventi più grandi che sia stato fatto. La prossima?
Ecco, l'ho detto già e dopo non lo dirò più, questa immagine è molto evocativa perché qui vediamo delle insegnanti con i loro bambini che stanno mettendo a posto delle piantine su un giovane impianto, spesso dietro ci sono gruppi di cittadini, ci sono enti locali, ci sono volontari, dagli alpini ai pescatori, addirittura i cacciatori e tante altre categorie che potrebbero magari sembrare un po' più lontane da questo tema, però una spinta dal basso e tante volte gli amministratori hanno risposto positivamente perché la domanda di boschi fuori dalla porta di casa è una domanda che viene dal profondo di noi. Avere i boschi vicino a casa vuol dire avere una grande ricchezza, come avere un impianto sportivo, come avere un centro commerciale, se vogliamo guardare quello che ci sembrava essenziale qualche decennio di anni fa, adesso ci mancano tanto sti benedetti boschi. Prossima. Ecco, oggi ci sono molti soggetti, ho citato prima il Veneto Orientale, e qui è attiva una meritoria associazione che è l'Associazione Forestale di Pianura, che ha messo assieme tutti quegli enti locali che avevano piantato alla fine degli anni 90, il Comune di Venezia ne abbiamo già parlato. Io lavoro a Veneto Agricoltura attualmente, noi stessi nei nostri territori, nei territori che gestiamo, abbiamo realizzato parecchi boschi di pianura e oggi gestiamo tra boschi vecchi, tipo Bosco Nordio, e boschi nuovi, tipo il Bosco della Donzella, tipo i boschi di Valle Vecchia, gestiamo quasi 400 ettari di boschi di pianura. E poi ci sono tanti altri soggetti che fino a qualche tempo fa erano sparsi, non si parlavano e così via. Prossima slide. Ecco, a un certo punto abbiamo ritenuto, dico abbiamo non perché parlo come il Papa pluralia maiestatis, ma si è ritenuto all'interno di questa community che si parlava, che ragionava, eccetera, di dire proviamo a vederci tutti assieme, anche per contarci quanti siamo, quanto è diffusa questa passione per i boschi di pianura. E come Veneto Agricoltura, grazie poi all'appoggio del comune di Sandrigo, in provincia di Vicenza, che ospita un piccolo e pregevolissimo bosco a difesa delle sorgenti del suo fiume, del fiume Tesina, e abbiamo lanciato l'appello. Devo dire che avevamo fatto una stima, 3 vengono da qua, 5 sono dall'altro gruppetto, eccetera, eccetera. Abbiamo detto verranno 60-70 persone. Poi quando abbiamo cominciato a vedere chi arrivava, 100, 150, 200, alla fine siamo andati dal prete, mi ha chiesto il teatro comunale, e c'erano oltre 300 persone che sono venute da tutto il Veneto per parlare di boschi di pianura. Incredibile. A questo punto anche la politica si è accorta che sta roba interessava e abbiamo avuto importanti anche testimonianze, prima di tutto da parte del Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che è anche sandricense, fra parentesi, e che ha sempre sostenuto questa idea, e altre importanti presenze dell'attuale giunta regionale. Questo ha ridato una grande spinta. E quello che sta succedendo in questi giorni con il rifinanziamento della legge 13 penso sia figlia anche di questo. Però la cosa più importante che abbiamo fatto in questi stati generali di boschi di pianura, dove ci siamo trovati tutti quanti assieme, è stata quella di darci un obiettivo molto molto sfidante. E quello è appunto quanto è scritto nella famosa, mi fa piacere che anche voi l'abbiate ripresa, Carta di Sandrigo. Non ha il TH della Magna Carta, ma insomma è la Magna Carta dei boscofili di tutto il Veneto. Insomma. Lo vediamo nella prossima slide. La Carta di Sandrigo sostanzialmente è un documento politico programmatico con visione strategica dove sostanzialmente dei cittadini, perché poi è firmata da singole persone, non è firmata, poi può firmare il comune di Veneto Agricoltura, eccetera, eccetera, ma quello che conta sono i cittadini. Quindi dei singoli cittadini dicono io penso che sia importante che i nostri boschi ritornino, da qui nella carta è scritto al 2050, voi avete addirittura anticipato il 2030, bravi, cerchiamo di farcela, e anche perché nel frattempo, negli ultimi anni sono successe cose incredibili, pensiamo alla campagna adesso che punta a piantare 60 milioni di nuovi alberi nella pianura veneta, il Green New Deal europeo parla altro che di questo, tutti dicono che dobbiamo piantare milioni e milioni di alberi, benissimo, se ce la facciamo a farlo prima del 2050, bene, io che da 30 anni mi occupo di questo e so quanto è fatica fare un nuovo ettaro, diciamo che decuplicare i 500 e arrivare a 5.000 non la considero una mission impossible, però penso che ci sia veramente tanto da lavorare, tanto da lavorare.
Andiamo avanti. Ecco, brevemente, anche perché il tempo vola, abbiamo visto la storia del ritorno, abbiamo visto la tensione che c'è oggi, vediamo un po' cos'è i perché. Allora, ho detto prima, non per fare altri ragionamenti, ma io sono veneto, sono molto legato al mio territorio, sono orgoglioso di provenire da questo territorio, così come sono orgoglioso di essere italiano, sono orgoglioso di essere europeo e poi sono orgoglioso di essere un essere umano di questo pianeta, ma noi veneti abbiamo una storia unica, perché la selvicoltura, l'arte e la tecnica di coltivare i boschi, ricordiamocelo, non lo sa quasi nessuno, l'abbiamo inventato noi con la Serenissima Repubblica, che alla fine del XV secolo dà le norme perché entrando nei boschi non si faccia un taglio fine a se stesso, ma si coltivi i boschi. La selvicoltura nasce in Cansiglio, nasce a Somadida, nasce sul Montello, nella metà del 400, e nasce perché Venezia aveva bisogno di garantire l'alimentazione di questa immensa fabbrica fordiana, che era il suo arsenale, dove si dice uscisse una nave al giorno. Ecco, dove la capacità di fuoco della flotta veneziana o la capacità commerciale di Venezia aveva la radice fondamentale. E questo arsenale doveva essere alimentato da un flusso continuo di legname che veniva da un piccolo francobollo di terra, che erano i possedimenti di terra della Serenissima, che dovevano essere in grado di dare oggi, domani, sempre il legname di cui abbiamo bisogno. E lì nasce l'idea che oggi chiamiamo selvicoltura sostenibile, perché taglio oggi ma taglierò per millenni, perché faccio una buona gestione dei boschi. La prossima? Ecco, i nostri boschi, se volete passarlo velocemente, adesso le prossime immagini, sono, si dice, uno scrigno di biodiversità, sono ricchissimi di specie vegetali, animali. E i nostri boschi ci aiutano a trovare spazio per l'acqua quando non sappiamo dove metterla. Il bosco di Mestre è nato per questo. Dopo l'alluvione dell'inizio di questo millennio, del 2002-2003 se non sbaglio, ci si è accorti che dobbiamo dare spazio all'acqua. E cosa di meglio che un bosco che, se l'acqua gli va sopra, non gli fa niente di male? È diverso da un centro commerciale o da un quartiere dove l'acqua in cima non la vorresti mai vedere. Ed ecco quindi i boschi come sfogo, come valvola, ma al tempo stesso anche come area di depurazione. Le aree forestali, fasce tampone, le aree tampone aiutano a depurare, ma possiamo usare i boschi per ricaricare la falda, tipo lo schema che vedete qui delle aree forestali di infiltrazione. Quindi agli alberi possiamo fare 1000 lavori, e i boschi lo fanno sommamente meglio che i singoli alberi, ma non dobbiamo averli a 10, 50, 1000 chilometri di distanza, dobbiamo averli da fuori dalla porta di casa. Cioè il bosco deve diventare veramente una parte integrante di un territorio dove vivo bene, in armonia con me stesso, con la mia comunità e con l'ambiente che mi sta attorno, dove il bosco svolge funzioni fisiologiche fondamentali, perché vedete quante cose mi sta facendo solo parlando di acqua. Andiamo oltre. I boschi sono poi questo, il nostro fuori porta, dove vado a piedi, infilo la bicicletta. La prossima. Ecco, quindi veramente avere i boschi intorno a noi è avere una grande ricchezza. Ora, come faccio ad avere i boschi intorno a me? Vediamo le prossime slide, velocemente, quelle che possono essere, qui ci sono altre funzioni, sempre richiamate, il carbon sink per esempio, o i prodotti secondari, non è solo legno, ma sono funghi, sono piante officinali, è miele, è selvaggina, i boschi sono veramente una specie di store dove io posso entrare e prendermi tante cose. Di solito, purtroppo, contrariamente a un supermercato, siamo abituati a entrare, a non pagare e magari anzi a lasciare aperto un conto, perché siamo anche tante volte degli incivili e lasciamo la traccia della nostra presenza. Invece impariamo a pensare che stiamo entrando, sì, in uno store, in un magazzino, da cui posso portare per me, come singolo, tutta una serie di benefici, ma dovremmo imparare anche a pagare un piccolo prezzo. Ed è quello che, per esempio, pagano le tante comunità che hanno detto: io faccio la mia parte, io mi impegno, io faccio il volontario, io ci metto dei soldi e comincio a dare il mio piccolo contributo, perché il mondo non è che l'abbiamo trovato a gratis, qualcuno l'ha fatto prima di noi, e quelli che hanno fatto le strade, hanno fatto le città, hanno fatto le università, e anche qualcuno che ha fatto i boschi, ma quelli che abbiamo fatto sono zero rispetto a quelli di cui abbiamo bisogno. Quindi tutti noi,
quello che dice la Carta di San Drigo, abbiamo una responsabilità individuale, sono io che posso dare un contributo, poi la Regione mi darà 2 soldi, l'Unione Europea me ne darà degli altri, ma se io non faccio la mia parte, sono solo uno che usa senza merito e poi se alla fine quello che ho non mi basta, sono anche disposto ad andare a protestare. Ecco, cerchiamo un po' di cambiare questa mentalità. Quindi abbiamo un obiettivo per i prossimi anni, l'1% di boschi fatti bene, però con le specie giuste. Qui vediamo le immagini, per esempio, del vivaismo che come Veneto Agricoltura facciamo, cercando di avere i semi dei nostri antichi boschi e ricostruire i boschi con proprio le provenienze locali, non perché ho scritto qua in cima a mi, a so, Veneto e so meglio degli altri, ma perché la pianta veneta è la migliore, quella che la natura per millenni ha selezionato, e non sarò mica stupido di andare a prendere una quercia dall'Europa dell'Est e piantarla qua e non so cosa che viene fuori. No, voglio piantare la mia farnia, il mio acero campestre, il mio anemone anemorosa del sottobosco. E questa è una cosa meravigliosa che oggi possiamo fare, perché grazie al sistema vivaistico di Veneto Agricoltura tutti questi materiali noi li abbiamo, quindi senza tante andare in cerca in giro per il mondo, vivaio di Montecchio Precalcino, Veneto Agricoltura, c'è tutto quello che serve per rifare i boschi del futuro. Prossima. Ecco, abbiamo molti strumenti per poter piantare, quindi a parte il nostro volontariato, a parte il nostro impegno politico e civile, abbiamo lo strumento LIFE, che è il programma dell'Unione Europea per, diciamo, la conservazione dell'ambiente in generale, e molti progetti di rimpianto di boschi di pianura sono stati realizzati attraverso lo strumento LIFE. È uno strumento aperto a tutti, qualsiasi cittadino, impresa, comunità può presentare un suo progetto LIFE, è molto competitivo, c'è bassa probabilità di portare a casa i soldi, però è un'enorme soddisfazione mettere quell'Europa della bandiera, quella bandiera dell'Europa, scusatemi, sopra il nostro bosco. Anche perché hai vinto una competizione dove sei stato il migliore a scala europea. Non hai combattuto solo col tuo vicino di casa, hai combattuto in modo olimpico, oserei dire, con 500 milioni di cittadini di questa grande realtà che è l'Unione Europea, e hai vinto, cioè il tuo progetto è stato giudicato the best, il migliore. Poi abbiamo altri strumenti, la legge 13, che per fortuna, grazie quindi a questa giunta, riusciamo a far ripartire. Sono pochi soldi, sono 500.000 euro, però si dice piuttosto di niente, meglio piuttosto, ecco, e quindi con questi soldini facciamo buoni progetti. Lo dico a tutti quelli che stanno ascoltando, state attenti, nei prossime settimane e mesi vedrete i bandi, Veneto Agricoltura gestirà i bandi, quindi sarete tutti chiamati a fare delle proposte. Anch'io voglio fare il mio bosco, eccolo qua. Qui è più facile, sono soldi regionali, se il progetto sarà giudicato eligibile, ci sarà una graduatoria e io spero vivamente di andare in regione e dire overbooking, abbiamo ricevuto domande per 5 milioni di euro, altro che 500.000 euro. E spero che poi un legislatore regionale, magari spacciandoli per anti-Covid, e finché sei lì probabilmente sparisce anche il virus, e ci inventeremo anche questa roba qua pur di piantare boschi in pianura. Vediamo la prossima. Abbiamo poi altre iniziative molto meritorie partite anche proprio negli ultimi mesi. Questa per esempio, bellissima anche nel titolo, Ridiamo il sorriso alla pianura padana. Questa è un'iniziativa lanciata da sindaci. Sono un'alleanza di sindaci, al di là delle sigle e delle appartenenze, che hanno detto voglio più alberi, voglio alla fine più boschi, eccetera, eccetera. E anche qui la Regione Veneto ha messo quest'anno intanto 200.000 euro per permettere alle comunità che vogliono donare alberi ai loro cittadini di ripiantare alberi un po' dappertutto. Se poi tutti questi alberi li piantate assieme e fate un boschetto, niente di meglio. L'altro strumento è quello delle perequazioni urbanistiche che, come sapete, se volete, come comunità locale potete usare anche per fare dei boschi. Vediamo la prossima. Ecco, e poi ci sono, questo è bello da osservare, ci sono iniziative singole. Questa per esempio è un'iniziativa di un'impresa che ha voluto migliorare, diciamo, la sua responsabilità, le performance della sua responsabilità sociale, e ci sono molti casi oggi di imprese nel Veneto, di aziende che donano ai loro dipendenti un bosco fatto appunto con un impegno economico dell'impresa, che dona ai dipendenti o alla comunità dove questa impresa insiste il suo bosco, e ne abbiamo visti parecchi di questi casi negli ultimi anni, e direi che sta crescendo anche questo
questo tipo di strumento. Prossima. Ecco, infine ci sono azioni che chiamano i singoli cittadini con strumenti di crowdfunding. Due dei più famosi sono Tridom e Wow Nature, tutti e due messi a punto da giovanili start-up di smanettoni sullo smartphone, che attraverso lo smartphone possono, è il tuo compleanno, invece che mandarti le solite cose o un cuoricino pulsante attraverso lo smartphone, ti mando un albero che ti ho regalato io e sarà piantato in quel posto con la certezza che quell'albero viene piantato. Ecco, questo è lo strumento che sia Tridom che Wow Nature stanno adottando ed è a disposizione di tutti noi. Quindi vogliamo organizzare una campagna di crowdfunding per fare il bosco del mio paese, mi appoggio su una di queste piattaforme e lo posso fare, fra l'altro con tutta una serie di diavolerie da smanettoni molto, molto interessanti. Prossima. Ecco, e ne abbiamo già parlato prima, questa è proprio un'immagine a cui sono molto legato, perché qui vediamo l'associazione Spiritus Mundi, fatta da giovani, da ragazzi, che l'anno scorso, fra l'altro, hanno vinto il premio Jean Genot, che abbiamo lanciato come Veneto Agricoltura. Fra l'altro vi segnalo, andate sul sito di Veneto Agricoltura e c'è il bando per il premio Jean Genot, che premierà anche quest'anno, come abbiamo fatto l'anno scorso quando ha vinto l'associazione Spiritus Mundi, di questi giovani che aiutano altre persone a piantare i loro futuri boschi. Andatelo a vedere perché è aperta la candidatura, quindi se pensate di essere voi l'uomo che piantava gli alberi di Jean Genot, o se conoscete, dico sempre l'uomo, ma quest'anno vorremmo proprio premiare la donna che piantava gli alberi, segnalatecela sul nostro sito e speriamo che anche quest'anno la competizione sia molto partecipata. Direttore, la interrompo un attimo. Fanno una domanda in diretta e volevano sapere se Spiritus Mundi, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, collabori in realtà con Veneto Agricoltura. Certo, assolutamente sì. Collaborazione. Sì, proprio ho parlato con loro 2 giorni fa, proprio per dire abbiamo dei progetti, vorremmo che Veneto Agricoltura ci desse una mano. Io li ho visti nascere, e potrebbero essere miei figli sostanzialmente, e abbiamo discusso molto di queste cose, di come far bene questi progetti. Loro poi si avvalgono delle piante che produciamo noi nel nostro centro regionale per la biodiversità di Montecchio Precalcino, e quindi c'è una strettissima collaborazione con loro. Ecco, infine, questo è I Have a Dream, far nascere anche in Italia, nel Veneto in Italia, una fondazione, un trust, come si dice. Qui ho portato l'esempio di uno dei trust che ci sono in Inghilterra, il New Forest Trust o il Woodland Trust. Sono trust, quindi delle fondazioni partecipati da centinaia di migliaia di cittadini, che conferiscono sostanzialmente il potere al trust di comprare terra, perché poi la potenza del trust è questa: compero la terra. E quando ho comprato la terra, farci un bosco in cima diventa un gioco. Chiaro che se sei da solo puoi fare una piccola cosa, ma se sei centinaia di migliaia di persone che dicono compero la terra, e allora veramente i 5.000 ettari che abbiamo davanti da fare diventano non un gioco da ragazzi, ma più semplici da fare. Bene, io penso che abbiamo finito, vi ringrazio per la mia attenzione. Questo è il mio animale simbolo, è la ghiandaia, che sapete bene cosa fa nella vita: prende ghiande, le va a nascondere, poi ogni tanto qualcuna se le dimentica e nascono i nuovi boschi. Meraviglioso. Io la ringrazio tantissimo. C'è un'altra domanda: ci sono regioni virtuose a livello nazionale o paesi in cui è in atto una politica di riforestazione di questo genere? Allora, politiche di riforestazione ci sono in tutto il mondo, e penso che mai come in questa epoca l'umanità si sia resa conto che le sfide che abbiamo davanti le vinciamo anche riforestando, riportando il manto che copriva il pianeta verde, perché è vero che è un pianeta azzurro visto dalla Luna, ma è un pianeta verde guardo da un po' più vicino, insomma, ecco. Quindi abbiamo tagliato miliardi di ettari di superficie forestale, stiamo ancora perdendo boschi a un ritmo assolutamente intollerabile, e quindi in tutto il mondo stiamo piantando e ci sono progetti enormi. Io sono convinto che la mia generazione, io sono un sessantenne, ma mi metto dentro con quelli che hanno qualche decennio di meno, la mia generazione invertirà la tendenza.
In Europa siamo già riusciti a farlo, siamo l'unico continente sul pianeta dove i boschi si stanno espandendo, e anche la nostra visione coloniale, perché tutto sommato facile far crescere i boschi da te se li tagli dagli altri, la stiamo mettendo in discussione con strumenti molto molto efficaci che cercano di andare contro l'illegal logging e tutto quanto il resto. Ecco, nel nostro piccolo penso che siamo una regione virtuosa. Quello che abbiamo fatto noi con questa iniziativa dei boschi di pianura direi che ha dei paragoni. I lombardi hanno fatto altrettanto, però per esempio in Lombardia è stato molto dirigistico: SCEI, soldi di Cariplo, Regione Veneto, faccio i boschi. È molto più bello che i soldi siano quelli della tua tasca e sei tu come cittadino che dal basso fai crescere le querce, anche perché quello lo sentirai come comunità e sicuramente lo terrai. L'altro magari, quando non ci sono più i soldi della Fondazione Calipro, te lo puoi anche dimenticare. Quindi io sono orgoglioso anche da questo punto di vista di quello che noi veneti siamo riusciti a fare, e penso che nei prossimi anni vedremo molti molti frutti, tante ghiande, ma anche altri frutti che verranno dai nostri boschi di pianura. Allora anche noi attraverso questa rubrica speriamo di aver piantato una piccola ghianda, e io la ringrazio perché il suo intervento è stato prezioso proprio a chiusura di questo percorso. Io ricordo a tutti che se aveste voglia di rivedere l'intervento del direttore Mezzalira e anche gli altri interventi lo potete fare sul canale YouTube dei Verdi del Veneto e sulla pagina Facebook dei Verdi del Veneto. Aspetti, c'è un'altra... Si stanno svegliando adesso. Allora, buongiorno, sono Pietro Castello, sono consigliere comunale a Sarcedo e colgo l'occasione di questa diretta in quanto sarei interessato a realizzare un'AFI nel territorio comunale. A tal proposito volevo chiedere lo stato dell'arte del vicino AFI di Schiavon e chi lo gestisce, in caso poi, se possibile, organizzare una visita e un appuntamento per approfondire. Allora, siccome siamo in coda e so che i vostri tempi sono stretti, rispondo Insomma, abbiamo velocissimo. ancora 10 minuti, non c'è problema. Benissimo, allora rispondo al consigliere. Bravo, tra l'altro il suo territorio è adatto perché è alta pianura, quindi area di infiltrazione. Le AFI sono queste aree forestali di infiltrazione che ci aiutano a mettere acqua sottoterra. Prendiamo acqua che scorre veloce verso il mare e l'abbiamo persa nei nostri fiumi, la prendiamo quando ce n'è tanta, non ovviamente quando i fiumi sono in crisi, come magari in questo momento, in cui c'è grande conflitto perché adesso serve per l'agricoltura, eccetera. Quindi la prendiamo soprattutto da settembre ad aprile, quando ce n'è in abbondanza, e attraverso la rete irrigua dei consorzi di bonifica la pontiamo su terreni molto ghiaiosi e le infiltriamo e ricarichiamo le falde. Pensate che i numeri delle sperimentazioni che abbiamo fatto sono incredibili. Un ettaro di superficie può infiltrare fino a 1 milione di metri cubi di acqua in una stagione. Una quantità che dici no, guarda che stai sbagliando gli zeri. No, gli zeri so cosa vogliono dire. Ecco. Quindi bene se gli amministratori locali si muovono. Cosa è stato fatto? Perché citiamo Schiavon? Perché a Schiavon è stata realizzata la prima AFI una decina di anni fa, poco più, e da lì non ci siamo più fermati, soprattutto nel territorio del consorzio di bonifica Brenta, che ha avuto il merito di credere in questo progetto, farlo in modo molto tecnico, molto scientifico, con l'aiuto di Veneto Agricoltura, che ha fatto dei progetti molto importanti, che hanno dato i numeri, i dati oggettivi. Oggi ci sono 10 AFI nel territorio vicentino in particolare, e l'idea si sta diffondendo anche in altri consorzi della Gronda pedemontana. Quindi io da Cuneo a Gorizia ho 500 km di fascia pedemontana dove, volendo, potrei infiltrare decine di milioni di metri cubi reagendo all'acqua che non c'è più, che cade sempre peggio, che non c'è la neve, non ci sono più i ghiacciai, eccetera. Le AFI sono una grande risposta. Con chi parlare? Con noi prima di tutto, quindi ben volentieri il consigliere si rivolga anche a me personalmente, è parte del mio lavoro qui a Veneto Agricoltura, oppure al consorzio di bonifica di Cittadella che gestisce tutte le AFI che sono state realizzate fino a questo momento. Lei mi pare sia nel consorzio Alta Pianura Veneta, e comunque anche i colleghi di questo consorzio di bonifica conoscono molto bene questa tecnica e sarebbe molto interessante fare un intervento pilota. Se serve siamo a disposizione, quindi se vuole organizzare, come chiedeva, una visita tecnica, la concordiamo, mi scriva se volete, non so, mettere da qualche parte il mio indirizzo, ecco, e io con quello poi posso dare una mano. Comunque è giustino.mezzalira @venetoagricoltura tutto unito.org.
sono a disposizione su questo come su tutti gli altri argomenti di cui vi ho parlato, perché io sono un civil servant, sono pagato da voi per servirvi. Ottimamente, peraltro, aggiungo io. Va bene, allora appunto io rinnovo l'invito a riguardare questo intervento sul canale YouTube dei Verdi del Veneto. Ringrazio come sempre Riccardo Bottazzo alla regia. Oggi era l'ultima puntata di questa rubrica iniziata a giugno e io ringrazio tutti per averci seguito. Continuate ovviamente a seguire le altre iniziative di Europa Verde del Veneto nella nostra pagina Facebook, che adesso non mancheranno, viste le elezioni in arrivo. E ancora rinnovo i ringraziamenti a lei, direttore, è stato preziosissimo. Saluti a voi Grazie. e auguri per la vostra iniziativa. Grazie anzi per quello che state Grazie. facendo. Grazie mille. Grazie. Vi aspetto al premio Jean Genot, mi raccomando. Sì, sì, meraviglia. Dateci una mano a fare conoscere che c'è questa iniziativa, perché vorremmo avere centinaia di candidature, perché ci sono centinaia di persone da premiare per quello che hanno fatto in questi anni. Non mancheremo. Grazie, buona Di giornata. nuovo. Grazie.